Il suono della campanella ha, come tradizione vuole, annunciato il passaggio del santo tanto amato in provincia di Agrigento, che proprio in questi giorni è stato festeggiato a Porto Empedocle. Una festa che affonda le proprie radici nella storia più intima e antica della città marinara, che quest'anno però ha subito una netta e drastica diminuzione nei festeggiamenti. San Calogero di Porto Empedocle è sempre stato noto, oltre che per il folklore che caratterizza un po' tutti i festeggiamenti in onore di San Calogero in provincia, ma per i lunghi e numerosi percorsi che San Calogero ha fatto sino allo scorso anno in quasi tutte le strade della città marinara, visitando anziani e soprattutto i malati che, impossibilitati a seguire le processioni, vedevano arrivare a pochi centimetri di distanza il loro tanto amato San Calò. Un ricordo ferma ad un anno fa. Niente corse, niente lancio del pane, nessuna visita nei quartieri più distanti dal centro città, niente bersagliera conclusiva. Una decisione dura e irremovibile, quella assunta dal vescovo di Agrigento, il cardinale Monsignor Francesco Montenegro, che a seguito di alcuni fatti avvenuti lo scorso anno ha deciso di dare un significativo giro di vite. Quest'anno la festa si è svolta sostanzialmente in 2 giornate, sabato e domenica, dove il simulacro di San Calogero non ha fatto il tradizionale percorso per le vie cittadine correndo tra le vie e viuzze più impervie, ma ha effettuato il percorso standard che viene effettuato anche in altre occasioni, come ad esempio il Venerdì Santo. Insomma, un cambiamento notevole che per chi è empedoclino ed ha vissuto la festa in prima persona non può lasciare indifferenti. Nato anche un gruppo su Facebook chiamato San Calogero nel cuore, la tradizione non finirà mai, dove numerosi fedeli residenti a Porto Empedocle e all'estero hanno ricordato nelle diverse giornate della festa le tradizioni, anche postando dei video immaginando dove sarebbe stato San Calogero in quel determinato momento della giornata. Scontenti e timorosi si sono definiti molti dei fedeli presenti, che hanno scritto di aver pure timore nell'avvicinarsi al simulacro per effettuare un'offerta votiva al santo. Innegabile è la numerosa presenza delle forze dell'ordine, che ha dato alla festa un aspetto decisamente blindato. Sul gruppo Facebook è stato pure scritto che per evitare un'eventuale bersagliera è stato fatto un muro umano con tanto di completo protettivo antisommossa. Oggi i festeggiamenti volgono al termine ed il simulacro di San Calogero tornerà nella sua cappella nella casa dei portuali. Ma il ricordo resterà sempre vivo e San Calogero, anche se idealmente per quest'anno, ha fatto nei ricordi di tutti la sua bersagliera tra i fedeli che tanto lo amano e lo pregano.